Bentornati al Salotto delle Storie. Oggi parleremo di un argomento che da sempre affascina tutti i lettori di qualsiasi età, già perché parleremo del giallo, ma attraverseremo questo argomento in un modo un po' particolare, perché di solito siamo abituati a sentir parlare di genere giallo partendo dalla televisione, quindi da quello che le immagini ci hanno sempre dimostrato, oppure quello che gli sceneggiatori più arguti che hanno ripreso i classici quali Sherlock Holmes o i libri di Agatha Christie hanno poi raccontato appunto attraverso le immagini. Ma quanti personaggi sono poi nati ispirandosi agli stessi autori o direttamente ai loro personaggi? Beh, innanzitutto bisogna ricordarsi sempre una cosa: per poter parlare di giallo bisogna avere ben chiari i primi 4 elementi che caratterizzano e strutturano questo genere, ovvero per avere un giallo bisogna sicuramente avere un delitto, bisogna avere un'arma del delitto, un movente e un'occasione che permetta a chi è coinvolto di portare a termine il suo malefico piano, anche se di solito i piani non sono sempre malefici. E infatti la tipologia di giallo che vi vogliamo raccontare oggi è un po' particolare, perché parleremo di arte, di letteratura, ma anche di gioco. Come si fa? Beh, è molto semplice. La casa editrice Emons Audiolibri, ormai, oltre ad essere stata la prima in Italia ad aver aperto le porte a quelle che sono appunto gli audiolibri, quindi i libri che possiamo ascoltare quando viaggiamo o quando facciamo qualcosa in casa, ha iniziato anche a curare una collana per ragazzi davvero esclusiva. Perché? Perché a partire da quelli che sono stati i maestri dell'arte in Italia, beh, ha creato una vera e propria serie gialla. E sono I misteri di Mercurio, viaggi straordinari nei segreti dell'arte. Quello che tengo in mano è Salire alle stelle, scritto da Davide Morosinotto e disegnato da Kalina Ava. Racconta la storia di Giotto, ma anche di un altro personaggio molto importante e illustre per la nostra letteratura, ovvero Dante Alighieri. Attraverso la storia di 4 ragazzini che vengono coinvolti da uno strano signore che appunto si fa conoscere con il nome di Mercurio, questi ragazzi vengono portati indietro nel tempo per le varie epoche in cui questi pittori e questi artisti operano. Quando appunto i nostri protagonisti incontrano Giotto, lo incontrano perché si trovano all'interno della cappella degli Scrovegni, cioè perché nella loro epoca, cioè negli anni in cui loro vanno a scuola, la loro classe dovrebbe andare in gita a visitare la cappella degli Scrovegni, ma quando a un certo punto uno di loro porta tutti gli altri con sé all'interno del proprio viaggio che gli permetterà di scoprire la figura dell'artista, ovvero appunto proprio di Giotto, questi si trovano a vedere quali sono i lavori in corso. Ed ecco quindi che noi possiamo osservare attentamente la cappella degli Scrovegni, quindi quelle che sono le opere che Giotto porta avanti, raccontate direttamente da lui, ma nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Questo che cosa ci permette? Ci permette di lavorare sul testo, su quello che è il genere che appunto vogliamo trattare, che è appunto il giallo, ma soprattutto ci permette di attraversare un'epoca legata a quella che è l'arte, ma anche la scrittura. Perché a un certo punto proprio Giotto ci presenta uno dei suoi più cari amici che in quel momento sta attraversando un periodo veramente difficile della sua vita. È stato appena esiliato da Firenze e nessuno gli dà più credito, al che questo personaggio va appunto dal suo amico e gli chiede di fargli da portavoce, da apripista con il signore che sta finanziando la sua opera, già perché a quel tempo erano i nobiluomini che finanziavano direttamente gli artisti affinché poi affrescassero oppure producessero delle opere dedicate alla loro memoria, proprio come appunto la Cappella degli Scrovegni. Ebbene sì, quel personaggio è proprio Dante Alighieri. Ma nel momento in cui ci sono alcuni elementi che impediscono a Giotto di portare dalla sua il suo signore, quindi far finanziare anche le opere di Dante Alighieri, accade qualcosa che sconvolgerà completamente la missione dei nostri 4 protagonisti. Qual è? Beh, non è che vi posso dire tutto, altrimenti cosa vi racconto a fare un po' questi libri, no? Andate a ricercarli, anche perché la cosa molto interessante che Emmons fa
è questa: inserisci un QR code all'interno dei libri, quindi nei vari capitoli se ne trova uno, e a parlare è direttamente il protagonista raccontato. In questo caso è Giotto che si mette in discussione, ma soprattutto è Giotto che permette al lettore, in questo caso anche ascoltatore, non soltanto di entrare dentro il giallo, ma soprattutto di vedere e ascoltare le proprie opere in maniera completamente innovativa. Questo è uno dei tanti libri, già perché il primo è stato scritto da Pier Domenico Baccalario, poi c'è Guido Sgardoli, ma ancora Giada Pavesi che racconta Artemisia Gentileschi, e anche qui abbiamo sempre i nostri personaggi che appunto sono questi 4 ragazzi che non si lasciano mai, non si perdono mai di vista, ed è lì che appunto si trovano a raccontare quella che è stata la pittrice più raccontata, più discussa e anche chiacchierata del tempo, Artemisia Gentileschi, ma anche il suo insegnante, il suo, diciamo, l'uomo che gli diede l'ispirazione, ovvero Caravaggio con le sue tele. E anche qui avremo direttamente Artemisia che va a raccontarci attraverso il QR code i vari passaggi della sua storia. Oppure ancora, se siete curiosi e volete raccontare ancora un po' di più quella che è stata l'arte ma anche la scienza della nostra storia in Italia, Daniele Nicastro ha raccontato quello che era Leonardo da Vinci, quindi insomma ne avete veramente di ogni, potete scegliere e decidere quale periodo raccontare, quale artista, ma soprattutto lo potete fare raccontando il giallo, ed ecco quindi che il giallo diventa proprio una vera e propria opera d'arte. Ma il giallo, se vogliamo, può diventare anche gioco. Come? Beh, questa casa editrice, che è una piccola casa editrice, ma è veramente molto attenta a quelle che sono le storie che arrivano anche dal Sud America per i nostri ragazzi, si chiama Parapiglia. E proprio questa casa editrice ha portato in Italia il libro di Pablo De Santis, Il giallo delle pagine mischiate, ed è un libro attraverso il quale voi potete giocare con i vostri bambini, con i vostri alunni, di qualsiasi poi alla fine età, perché dipende poi anche un pochino da come voi volete rendere complicato o meno il giallo che state trattando. Come? Perché? Beh, è molto semplice. All'interno di questo libro voi inizierete a leggere una storia, e qui possiamo portare quelli che sono i 4 punti che vi ho detto all'inizio, ovvero la storia si apre, ma subito c'è un delitto. Bisogna quindi capire qual è stata l'arma che è stata utilizzata per fare proprio questo affronto, questo delitto al personaggio, ma soprattutto bisogna capire il movente e anche qual è stata l'occasione. Il problema però è uno, e non è da poco. La storia va lineare, tranquilla, fino a pagina 49 e poi accade l'irreparabile. Già perché la prima cosa che l'autore vi dirà non appena voi aprirete questo libro è questo: dimentico sempre di numerare i fogli e mi si confondono. Perciò questo libro ha le pagine mischiate. Il disordine non è sempre caos, a volte è un altro ordine, però è segreto. Quindi fino a pagina 49 noi potremo vivere nel nostro ordine classico da lettore, ma poi da lì accadrà di tutto e di più. Starà a noi leggere e starà a noi soprattutto risolvere il caso, perché da quella pagina lì, poi non si torna più indietro. Se poi però vogliamo avere a che fare con delle storie che vadano a toccare proprio le corde del lettore e anche un po' a inquietarlo, allora potremo partire raccontando la vera storia di Agatha Christie, che in realtà è un giallo nel giallo, già perché un giorno Agatha Christie, quando torna a casa, scopre che suo marito ha un amante. Sconvolta da questa notizia, decide di prendere la sua macchina e di allontanarsi il più possibile da quella che è appunto l'abitazione dei due. Accade un fatto però. Il giorno dopo la macchina di Agatha Christie viene ritrovata sul ciglio di una strada e il volante è ricoperto di sangue, ma dell'autrice non c'è traccia. Partono subito le ricerche, qualcuno dice che stia facendo apposta, che sia sparita apposta perché deve lanciare il suo nuovo romanzo, ma sarà veramente così?
Beh, sembrerà strano, ma questo è un fatto realmente accaduto, tant'è che quando la macchina viene ritrovata, il marito cerca di tranquillizzare quelli che sono i giornalisti dicendo che sua moglie è abituale, ogni volta che inizia a scrivere un romanzo, rifugiarsi all'interno di una piccola locanda, più è malandata meglio è, in modo da poter scrivere il più velocemente possibile la sua opera e soprattutto arrivare al punto finale senza perdere troppo tempo. Ora avremo i social a distrarci, chissà, magari lì era qualche passeggiata da fare o magari anche semplicemente un buon libro da leggere. Beh, se volete sapere come va a finire questa storia, allora vi consiglio di leggere il caso Agatha Christie. E qua veramente con i ragazzi potete lavorarci tranquillamente, è molto semplice, sta a voi veicolare la storia in questo caso. Diversamente, se no, potrete affidarvi alla collana giallo e nero del battello a vapore, dove appunto troverete tantissime idee per affrontare la tematica con i vostri ragazzi. Ad esempio, il corpo è uno dei più famosi, è stato recuperato nel tempo perché probabilmente anche questa è considerata una vera e propria opera d'arte del giallo, anche perché all'interno di questo romanzo viene raccontato uno dei libri che probabilmente è ritenuto uno dei classici di formazione per eccellenza, ovvero Jane Eyre. Quindi una ragazza che si chiama Melanie è in una nuova città e sta cercando un lavoretto estivo quando trova sul giornale la richiesta di una lettrice affidabile. La proposta sembra perfetta per lei finché non si trova in una grande villa che pare essere uscita da un romanzo gotico, a leggere per una ragazzina paralizzata che si chiama Lisa. E mentre appunto scorrono le pagine del libro preferito di Lisa, Jane Eyre, lei trova il modo di comunicare a Melanie che qualcosa di sinistro si cela dietro l'incidente che l'ha ridotta pressoché muta e immobile sulla carrozzina. Melanie ricostruisce così una trama d'orrore da dipanare con cautela per salvare Lisa, ma anche se stessa. Insomma, ogni volta che si decide di affrontare questa tematica e di parlare di giallo, l'unica cosa che possiamo fare è perderci tra le pagine dei libri che ci circondano. Perché? Beh, perché col giallo si può parlare di storia della letteratura, storia dell'arte, di scienza e anche di casi e fatti realmente accaduti. Ora, l'unica cosa che vi resta da fare è perdervi tra le pagine di questi libri, ma soprattutto ricordarvi che per risolvere un giallo e perché questo sia buono, bisogna rispondere ai 4 punti fondamentali: delitto, arma, occasione e movente. Ora, attenti perché la signora Fletcher è sempre in agguato. Già. Quindi prendete esempio da lei, trovate 2 buoni alleati e partite per un viaggio che sarà sicuramente unico per voi e per i vostri ragazzi.